Eccoci Eccoci qua. qua. Eccoci qui, cari amici. Allora, Ilde, mentre tu tieni sotto controllo gli amici che arrivano, io vado e chiaramente linko dappertutto. Okay, Ti va posso bene. lasciare sola? Mi posso fidare? Sì, certo che ti puoi fidare, come no. Okay. Allora, bentrovati. Adesso, il Marietto è un attimino, uscito dalla diretta, il tempo di, condividere il link della diretta anche in altri gruppi, così che possiamo passare un po' di tempo in compagnia, un po' tutti insieme, un gruppetto di persone, per chi ci sarà, insomma. Oggi è una giornata che dedichiamo all'amore, San Valentino, dunque la festa degli innamorati, vicini, lontani, perduti, ritrovati, che arriveranno, l'amore che verrà, l'amore che si sta preparando, insomma, oggi lo dedichiamo all'argomento amore, dunque diciamo che le domande di oggi saranno incentrate tutto su questo. Sfogatevi pure, chiedete, perché vi risponderemo su questo argomento. Ma nell'attesa di vedere un po' di persone che si collegano, ricordo alcune cose. Per cominciare, noi trasmettiamo tramite un portale, insomma, un servizio che si chiama StreamYard, e dunque non siamo direttamente nel gruppo Facebook a trasmettere la diretta per poter essere in due contemporaneamente. Dal momento che utilizziamo questa piattaforma abbiamo necessità che voi clicchiate il link in azzurro che c'è proprio sopra il riquadro da cui mi vedete, e che abilitiate StreamYard a leggere il vostro profilo Facebook. A loro di StreamYard interessa solo il vostro nome e cognome, dunque non faranno niente di che, dovete autorizzarlo cliccando il link e poi confermando l'autorizzazione. In questo modo noi vedremo dal portale chi ci sta scrivendo, proprio perché non stiamo seguendo la diretta direttamente da Facebook, ma trasmettiamo su Facebook tramite StreamYard. Dunque abbiamo necessità che per vedere chi siete clicchiate e autorizziate StreamYard, come vi ho detto, il link azzurro. Bene, detto questo, vi ricordo che per noi è necessario che mettiate il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda formulata in modo chiaro e preciso e il nome e la data di nascita della persona, il vostro Valentino o la vostra Valentina. Ok, dunque oggi, come ripeto, dedichiamo la diretta alle questioni di cuore, che non è l'apparato cardiovascolare, ma proprio le questioni di cuore a livello emotivo. Dunque, allora, detto questo, vi risponderemo in due, il Marietto In con 2, le io con le sibille CD, e io con l'oracolo Bettina. con le nostre 52 amichette di Sibille e chiaramente il Gada con la sua specialità, perché noi abbiamo la fortuna di avere qui una grandissima specialista di Sibille, tarocchi, astrologia, radionica, radiostesia e tante altre Grazie. belle cose. Sì, ermetismo, chi più ne ha più ne metta. Quindi vado a Diciamo controllare che se però ci sono altri amici che ci stanno salutando su Facebook, perché vedo solamente alcuni che sì, salutano, ma non riusciamo a vedere i non nomi, riusciamo a no? vedere i nomi. Ho spiegato, devono autorizzare il link di StreamYard così che ci sarà possibile vedere il nome delle persone. Una volta autorizzato non sarà più necessario in futuro ripetere questa operazione, dunque vi vedremo poi anche in futuro nelle prossime dirette. Bene, detto questo, vi dico ancora un'altra cosina perché insomma aspettiamo appunto che arrivino anche altre domande e altri partecipanti. Abbiamo appunto il gruppo Facebook da cui stiamo trasmettendo, anche collaboriamo con altri gruppi e abbiamo a disposizione anche due canali YouTube, il canale YouTube del Marietto Veneziano che troverete proprio cercando Marietto Veneziano e canale YouTube della sottoscritta che troverete cercando Ilde Garda. Nel nostro canale ciascuno di noi ha condiviso parecchie informazioni
in forma di video fruibili o comunque di spiegazione sugli argomenti di cui vi abbiamo parlato poco fa, vale a dire radiestesia, radionica, astrologia antica, esoterismo, ermetismo, insomma anche le dirette, ci sono tantissime cose che potrete trovare cercando nel canale, nei canali anzi, e da cui potrete anche attingere informazioni, conoscenze, approfondimenti se siete amanti delle materie esoteriche. Ultimo, ma non meno importante, anzi è il nostro punto di riferimento, baluardo ormai da 6 anni, il sito www.ilcapitano.intervista.org. Oserei dire, sicura di dire una cosa che non può essere No, no, smentita, dillo, dillo. che è il primo sito in Italia per la Siamo radionica. i numeri uno. Esatto. Comunque troverete moltissime. Perfetto, Claudia, brava, infatti vedo il tuo nome. Brava Abbiamo Claudia, si vede distribuito, benissimo il tuo nome perché sei scritto. esatto, abbiamo distribuito ormai 2 milioni di circuiti. Sì, siamo 2 milioni circa di circuiti radionici, quadranti radiostesici, con anche una parte di chiriologia, 4 bu che il Marietto ha fatto 5 anni fa. Già, la Sì, realtà le ci ha fatte sono anche 6, no, anche 7 delle anni fa. dispense di ermetismo, di cabala Sì, che certo, poi abbiamo trovate. anche grandi lavori però quelli li potete trovare a pagamento sul Giardino dei Libri. Sì, ma abbiamo messo anche alcune dispense che trovano gratuite nella sezione casti sacerdotali e Ildegarda, sempre su. Sì, Ale, leggo anche te, perfetto, bravissimi. Se autorizzate StreamYard riusciremo a vedere voi e salutarvi, altrimenti ci compare un anonimo Facebook user. Devo dire, triste, invece così vediamo belli colorati e sappiamo chi siete e possiamo dunque salutarvi. Bene, dunque vi dicevo, c'è il sito, andate, approfittate perché ci sono tantissime cose gratuite, molte dispense di approfondimento, dove trovate appunto circuiti radionici per tutte le necessità che potranno aiutarvi a risolvere, a correggere, a riequilibrare molti aspetti della vostra vita. Dunque, i circuiti sono corredati e raccolti in PDF con alcune spiegazioni. È chiaro che se avete timori, dubbi o volete saperne di più, potete prenotare il vostro consulto privato a pagamento che ha un costo di 20 euro, una durata di 45 minuti, durante il quale risponderemo sia a eventuali desideri di conoscere, di approfondire queste materie, oppure semplicemente faremo un consulto, dipenderà da voi. Bene, Hilde, allora io penso che Marietto, hai detto tantissimo, li hai proprio esatto. stimolati perché oggi è San Valentino Oggi e aspettavamo che arrivassero un po' di persone, dunque spero abbiano avuto pazienza. Cominciamo. Che ne dici, cominciamo Marietto? e passiamo subito alla prima domanda. Falla pure tu, cioè, La dilla tu. leggo. Mm? Sì, vuoi che faccio io la domanda? Che Poi chiedo faccio io? una domanda. Ne avrei così da chiedere. Scherzo, va bene. Allora, abbiamo Anna. La prima domanda è Anna, 28 giugno del 70. Chiede se Stefano si riavvicina. Va bene, Stefano è il allora, 17 maggio 65. ok, allora ti remove, va bene, posso remove? Posso remove? Sì, 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 nel frattempo Remove. mescolo e faccio già l'estrazione anch'io, così poi siamo Ok, veloci. Anna del 70 e Stefano del 65. 65. Beh, ricordiamo però che noi abbiamo bisogno che loro la scrivano completa la data, stiamo andando solo all'anno per il semplice Certo, fatto che certo, l'abbiamo certo. già Ormai ci letto. conoscono, Hilde, ormai ci conoscono e ci perdonano. Sì, ma speriamo che ne arrivino anche di nuovi e dunque meglio ribadire. È vero, è vero, è vero. Ok, allora ti metto un attimino a lato, Sì, sì, entro in sì, scena le grandi parcheggiami, non ti sibille. preoccupare. Ok, bene, cari amici, vediamo un po' la nostra Anna e Stefano. Vediamo un po', Anna e Stefano, qui si riavvicina. Sibille, ditemi se Anna e Stefano si riavvicinano, eh? Allegria
e prigione. Beh, qui vediamo subito un piccolo blocco scandito da dei momenti al taglio che potrebbero sembrare di allegria, alti e bassi, bassi e alti, alti e bassi, questo è una partenza un po' così, un po', che lascia un grande punto di domanda, però vediamo in dettaglio, Il passato, mercante, un nemico, dispiacere, insomma, Anna qui abbiamo qualche passato da mettere, scusate che, allargo un po'. Allora, vediamo un po', la nostra Anna, il passato. Beh, il passato diciamo che il signore qua era un pochettino, tirchio di sentimenti, Tu sei una persona che vali molto, hai lottato, hai, fatto tutto quello che dovevi fare e sembrava che la cosa andasse, e questo è passato, sembrava che la cosa andasse molto bene e poi è entrato in scena un momento difficile e ti vedo, Anna, ti vedo, insomma triste, piangere, bisognava fare scelte diverse e ti vedo proprio che questo signore qua, insomma, ti ha fatto un po', i capricci, cioè lui, e poi vedo molta freddura, Quindi nel passato effettivamente c'è qualcosa che doveva essere un pochettino limato, comunque tu ti vedo sempre molto ferma, certo hai preso qualche colpo, però eri ferma, perché sei una persona che questa carta è sempre il 10 di cuore è sempre una carta molto positiva quando si parla delle donne e quindi qui si vede proprio che, sei una roccia, una colonna, però purtroppo, questo signore è un po' freddino, gli piace più prendere che dare e forse anche qualche colpo da basso che ti ha fatto piangere e si è raffreddato molto la situazione. Nel presente, mh, vediamo un po' una situazione particolare. Sta cambiando perché vediamo l'intervento di una persona valida, di una persona che, ti vuole aiutare di una certa età, di una certa consistenza, di una certa competenza e vediamo che potrebbe nascere un colpo di fulmine ancora. Però attenzione, perché questo colpo di fulmine è seguito da una situazione che bisogna mettere a posto, bisogna sedersi, parlare, essere chiari e vedo che sarà fatto perché ci saranno dei messaggi. Quindi diciamo che questa signora metterà il piano, una strategia perché rinasca qualcosa, un aiuto sarà molto probabilmente, però bisogna parlare, mettere a posto queste cose qua. Infatti io vedo poi nel futuro prossimo, vedo, che ci sarà della conversazione con lui e tu sei sempre vedi, sei una persona che vali molto, perché qui vediamo costanza e qui sotto vediamo speranza. Quindi, questa è una carta molto importante, perché qui si vede che tu hai la visione, hai la situazione sotto controllo nel futuro e vedo che parlerai molto e colloquierai, ti sentirai bene con questo signore qui, con cui avrai anche dei bei discorsi, di tranquillità, leggerezza. Però attenzione, attenzione perché qui c'è una carta che potrebbe, capisci, fare la bua perché di nascosto potrebbe fare una, marachella. Però questa marachella qui, non andrà molto lontano perché vedi entra in scena la fortuna, che è una carta che indica che molto te lo sei meritato, nel senso positivo chiaramente, ma molto cade anche dal cielo. Lui è un personaggio che effettivamente vale molto, ha qualità perché chiaramente l'artista è sempre una carta, di un certo spessore, però l'artista è anche il tipo che egocentrico, che vuole essere, tra virgolette, "venerato", tra virgolette, non è il tipo perché l'abbiamo già visto qui in partenza, mercante, è il tipo che vale però sa di valere e alcune vo non dico che ha la puzzetta sotto il naso, ma diciamo che un pochettino vuole, più prendere che dare, un pochettino egocentrico. Ma vediamo il finale, perché il finale vedo che il signore qua si avvicinerà molto, perché vediamo delle carte stupende, vediamo stanza, poi vediamo viaggio, che vuol dir cambiamento, quindi stanza vuol dire chiaramente una bella riunione fisica, chiaramente importante, mhmm,
nel senso che sentimenti a go-go, cambiamento, poi vedi matrimonio vantaggioso. Lui ti valuterà, perché noi abbiamo già visto che qui sei molto valida, qui in costanza, qui poi in speranza, sono carte, scusa che non lo vedi bene, sono carte molto importanti che stanno a considerare prima di tutto che tu sai quanto vali ed è giusto sottolinearlo. E poi qui lui, no, si rende conto che sei veramente preziosa, preziosa all'ennesima potenza e quindi l'incontro, cioè il ritorno ci sarà e certo non subito, ma perché ci dovrà essere in questo periodo un intervento molto buono di una persona che ti darà una mano, no? E farà schioccare di nuovo la freccia di Cupido proprio perché oggi è San Valentino. E vedo che ci sarà proprio un feeling, un cambiamento positivo verso una direzione in cui ti rivaluterà e vedrà veramente bene come sei. Questo in sintesi è il ritorno. Faccio subito entrare in scena la nostra Ilde. Insomma, in sintesi la stesa completa, vabbè, a questo punto non so se valga la pena girare le carte anche io, però sono qua e con l'oracolo Bellin girerò solo 5 carte, così non dilungherò oltre anche per chi è in attesa dopo e ti rispondo per quanto riguarda appunto questo riavvicinamento. Ho già mescolate. Ma allora, già al taglio abbiamo indizi di cambiamento, una carta di Giove, una carta di Mercurio, qualche cosa può cambiare anche in modo rapido. Vediamo un po'. Allora, dunque, è possibile che avverrà questo avvicinamento. Diciamo che quest'amore che era arrivato quasi come un dono, in qualche modo, vedi, si è allontanato. Non so se è proprio a causa di un allontanamento fisico o era già una situazione alla distanza. Al momento abbiamo però qualcosa come se fosse destinato al momento a non essere vicini. In questo momento è così, però qualcosa arriverà una notizia. Io non sono in grado di dirti quanto in là stanno guardando gli oracoli, però non credo che sia nell'immediato questo ricongiungimento, perché anzi vedo un blocco e dei ritardi. Dunque, secondo me è possibile che ti scriverà o che ti giungerà una notizia da parte di lui, da parte di Stefano. Non so se da lui direttamente o che riguardi lui, però non vedo ancora il suo riavvicinamento. No, ci sono dei ritardi, c'è qualcosa che lo impedisce, comunque in ogni caso. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti, ci siamo. Vai Ilde con la prossima domandina. Ok, allora abbiamo Alexia, 24 dicembre dell'81 e Fulvio, 9 novembre dell'81. Vuole sapere quando Fulvio la contatterà e quando con... Quando è una Vediamo domanda un se po' è con le sibille. presto, se avviene presto, non pare presto, se no non siamo in grado di rispondere alla domanda quando, vediamo. Cosa Proviamo a facciamo allora? capire. 5 carte per questa domanda. Sì, io farei comunque 5 carte per tutti. Sì, dai, facciamo 5 carte con tutti così riusciamo a coprire tutte le fasce, va bene? Rispondiamo un po' tutti, sì, sì. Sì. No, anche perché poi se no siamo, vabbè, dai, va benissimo. Allora, Alexia, 24 dicembre 81, Fulvio, 9 novembre 81. Vediamo, Se la ricontatterà, va bene? sì, va Parto? bene. Ok. Va bene, cari amici, per Alexia e Fulvio, facciamoli entrare in pista questa domandina, se verrà ricontattata. Sibille, ditemi se la ricontatterà. Fortuna. Vediamo qua delle carte che lasciano un pochettino, come si suol dire, il pensiero. Vediamo che ci sta pensando, però vedi,
Alexia, hai la fortuna dalle tue mani, cioè sulle tue spalle, insomma, sembra che la fortuna ti voglia baciare nel sentimento. Vedi, questa donna sta guardando il cielo, però ha la ruota della terra sotto i piedi. E questo bel disegno fa cadere su di te il premio. Quindi lui ci sta pensando, e penso che la fortuna ti voglia dare una mano. E facciamo 5 carte, così riusciamo a soddisfare tutti, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, vediamo un po'. Beh, sembra proprio che la fortuna giri dalla tua parte. Vedi, omaggi preziosi, vecchia signora che darà una piccola manina, poi ti vedo che vi riunirete e schioccherà sicuramente qualche freccia di Cupido, visto che siamo a San Valentino, non mancano mai le frecce in questo giorno qui, il 14 febbraio. Vedo anche che potrebbe esserci, non voglio dilungarmi tanto perché la risposta era solo se ti contatterà, sì, però attenzione che ci potrebbe poi essere un cambiamento, dovete mettere a posto qualcosina quando ti ricontatterà. Presto di sicuro, no? Ci sta già pensando, perché sei una donna fortunata insomma, la fortuna ti sta baciando. Però quando ti ricontatterà lo devi mettere a sedere e parlare chiaro, perché qui ci sarà qualcosina da sistemare, dovete parlare, guardarvi nel bianco degli occhi e mettere a fuoco qualcosa, perché qui ci sarà molto sentimento carnale, però a un certo punto gli devi dire calma amico, adesso sei tornato, però io qui voglio vedere le cose chiare. Quindi sì, la risposta è sì. Facciamo entrare subito in scena la nostra Eccomi Ilde. qui, io ho già mescolato, sono pronta per il taglio. Allora Alexia e Fulvio, vediamo quando Fulvio... Allora, sì, diciamo che non so se sono i miei oracoli a essere un po' meno generosi, ma mi annunciano un po' di incostanza. Dunque, dobbiamo vedere cosa... 4 e 5. Allora, beh, io direi che al di là di una partenza incerta, perché l'incostanza dà comunque un senso di incertezza e anche questa carta di Marte che fa capire che c'è come una forza maggiore che in questo momento comunque interferisce o influenza creando problematiche. Ricordiamo comunque che la carta di Marte porta una natura oppositrice in qualche modo. Dunque partiamo da una situazione non facilissima, ma che non dipende dalla persona, dunque non dipende del tutto da Fulvio. Dunque ci saranno probabilmente degli impedimenti reali a causa di forza maggiore, è la classica situazione, ma le carte che seguono sono decisamente interessanti, dunque abbiamo delle conferme, nel senso che questa è una carta di sicura riuscita, l'appoggio, dunque il sostegno, vorrà dire che sarà comunque presente a modo suo e non so se però per una scelta basata su questioni ponderate o su una attenta e accurata riflessione è possibile che ci si allontani un pochino, oppure che sia tenuto a scegliere se partire o meno. Dunque è presente questa carta che porta a modo suo la conferma del carattere di incostanza che ha questo incontro o questa relazione. Bene, andiamo avanti. Andiamo avanti. E abbiamo già ricevuto 2 like per San Valentino, uno per me e uno per te, cioè uno per te e uno per me, Grazie. perché la cavalleria. Sì, Allora, Ilde, come sta ultimamente dovresti fare San Valentino? ripetizioni di cavalleria. San Valentino online. E Mhm. abbiamo già 14 Bene. utenti in diretta, Benissimo, bene, fa piacere. 14 Allora, San Valentino, 14 sì, ci siamo. 14 per i 14, va bene. Mannaggia, ne è arrivato Allora, uno che fa 15. Via, vai via, questo è tornato. No, sto scherzando. no, lascia che vengano. No, Allora, scherzo.
Abbiamo la domanda di Claudia. Sì, Claudia chiede se incontra l'amore entro l'estate. Dunque, la domanda pone un limite temporale. Questo ci aiuta sicuramente esatto. a vedere quello che si svilupperà È da la qui nostra Claudia o all'estate. un'altra Claudia? Sì, sì, è la nostra Claudia. È la nostra Claudietta. Ok, Sì, allora sì. parto per le sibille, ti metto un attimino in... Voilà. Vediamo un po' se per la nostra Claudia entro l'estate arriva qualcosa di interessante, di buono, eh? Vediamo un po' cosa ci dicono le sibille chiacchierine. Imeneo e il militare. Beh, qui sembra proprio che la situazione, sembra che a questa domanda della Claudia ci sia un bel risultato, però bisogna usare un po' di strategia, bisogna usare un po' di forza, strategia, di segreti, qualcosa della serie vogliamo bassi, nel senso top secret, però per raggiungere un buon risultato, perché qui l'Imeneo parla chiaro, molto vicino questo incontro con qualcuno di veramente importante, perché è la carta più bella che c'è nel mazzo delle sibille, delle nostre 52 amiche. Ma vediamo adesso le 5 carte, per assicurarci. Sospiri, viaggio, casa, falsità, 1, 2, 3, 4, 5. Allora, beh, la partenza era veramente ottima, però vediamo la Claudia sospirare perché sembra che abbia lasciato alle spalle qualcosa di veramente importante, qualcosa che non è naufragato, ma si sta allontanando dalla Claudia e certo c'è sempre la pianta che indica speranza, è sempre una bella carta in fondo, però lascia un pochettino l'amaro in bocca, proprio perché praticamente sembrava quasi qualcosa di fatto, ma poi dopo adagio adagio l'avvenimento è scemato. Poi ci sarà sicuramente un cambiamento, perché vediamo il cambiamento importante, e poi vediamo una carta importantissima, il cambiamento che porta verso l'intimità di una casa, verso un posto sicuro, verso una sicurezza. Però attenzione, Claudia, perché c'è qualcosa che, non dico fa paura, ma c'è qualcuno, no, che è in attesa. I gatti, sono seduti quando il padrone va via. Di solito si dice che quando, il padrone va via i topi ballano, ma qui il gatto è in attesa, non ci sono cose false, ma ci potrebbe essere qualcuno che arriva, promette delle cose importanti e poi dopo vedo che al massimo si arriva a un messaggio. Quindi diciamo la partenza è a Fumicotone, che abbiamo visto una carta molto importante dell'Imeneo che dava quasi una garanzia, sicura. E poi vediamo che c'è sicuramente un cambiamento importante, ma attenta Claudia, che quello che sta per arrivare magari è un pochettino birichino, e quindi, saranno più, comunicazioni, magari ti prometterà qualcosa di sicuro, però non mi sento di garantire che con questa modalità di comunicazione, vedi, alla fine, si concluda qualcosa di serio. Però il cambiamento ci sarà molto probabilmente qualcosa, qualcuno che incontrerai che sembrerà molto promettente, però sul finale un pochettino devi stare attenta, col freno tirato a mano. Bene, lascio la parola alla nostra Ilde. Ilde, ti Eccomi lascio. qui, sì, grazie. Allora, io avevo già mescolato, facciamo il taglio per Claudia. Allora, per ora non ci sono grosse novità in questo momento, sembra che qualche situazione sia un po' bloccata, però 5. Ok. Allora, guarda, ehm, devo dire che si somigliano quasi con quelle del Marietto, perché abbiamo un qualcosa che, vedi, è parte in salita, dunque anche qui l'influsso di Marte, soprattutto in queste raffigurazioni, in queste lame, può indicare che c'è stato qualche atto di meschinità, qualche momento di sofferenza,
che sembra appunto giungere non a causa tua, ma che tu purtroppo subisci, una situazione dove ti vedi costretta ad aspettare. Però guarda, la cosa prende un'evoluzione, quasi nella stessa posizione dove ti era comparsa la casa nella stesura del Marietto, mi è comparsa la carta dell'unione, che è una carta appunto di intimità, di un qualcosa di bello, che effettivamente può nascere e secondo me nasce inizialmente tramite il dialogo, tramite un approccio che potrebbe avvenire magari tramite i social o una chat per dire, e potrebbe nascere anche su basi di parole che non necessariamente hanno un fondamento, dunque non dare troppo peso a quello che verrà detto, perché entro l'estate, secondo me, nasce un qualcosa, ma intanto sarà un qualcosa che consolida più un'amicizia che un amore, anche se il desiderio, l'incontro avverrà con qualcuno, però starà a te poi riuscire a viverlo nella giusta modalità, in modo sereno e comunque sarà sicuramente qualcosa di piacevole comunque. Mm. Allora, andiamo avanti. Eccoci qua. Bene. Allora, la prossima domanda è di Antonella. Vi ricordo che oggi, per questa giornata di San Valentino, rispondiamo a domande sull'amore, sulle Sì, questioni oggi San sentimentali. Valentino, me l'ha detto la Hilde, stamattina mi ha detto: "Guarda, Marietto, oggi solamente domande patatina e com'era che e il Carotina. cuore. Chips e cuore, via." Va bene. Eravamo lì che Ai, stavamo, lei ai. mi ha detto: "Voglio fare una bellissima live con le mie amicizie sul cuore", giusto? Sì, sì, per le questioni di cuore. Se non si fa San Valentino una speciale sull'amore, allora Lavoro pensiamo in un altro giorno. Oggi è sì. il mio giorno. Allora, poi tanto non manca occasione di No, partecipare alle dirette, ne noi facciamo siamo sempre all'ordine qui per del voi. giorno. Domani sera, per Esatto, esempio, alle 21:30 sul mio canale YouTube c'è la non diretta. mancate. Mh-mh. Dunque, allora andiamo avanti, vediamo un po'. La domanda è di Antonella, 16 luglio 64, chiede cosa vediamo per lei e Luigi, 6 giugno 59. Mh-mh. Vado? Sì, sì. Voilà, eccoci qua. Allora, vediamo la nostra Antonella e Luigi, giusto? Fatemi controllare che ho la memoria, sapete, un pizzico di Alzheimer non guasta mai, eh. Voilà. Vediamo un po' le nostre sibille cosa ci dicono. Allora, al taglio, bambino e delirante. Beh, sembra quasi quasi che ci sia qualcosa di buono, però condito con qualche cosina che, detto o non detto, magari che si fa trascinare un po' troppo dalle amicizie. Però sembra che, nasca qualcosina di positivo, però occhio agli spifferi, alle amicizie false, alle persone che arrivano, magari ti tengono fino lì alle 2 di notte, ti raccontano la loro vita, ti fan perdere tempo, invece, ecco, una cosa un po' così, occhio, nemico, sospiri, speranza, falsità e denaro. Beh, allora, cosa vede il Marietto, il 14 febbraio del 2021? Allora, qui vediamo che c'è stato qualcuno che è remato contro, magari geloso, e vedo che tu, hai visto sfuggire, magari questa grande occasione, perché per te era molto importante. E però vedo anche che sei una persona tosta, che vali molto, che hai le idee chiare e che sicuramente metterai a posto le cose. Nel senso che molto probabilmente riuscirai a, rimettere la situazione sotto controllo. Siamo partiti, vedi qua, da una situazione estremamente svantaggiosa proprio perché c'è stato qualcuno che è remato contro e qui a metà percorso ci troviamo in una situazione vantaggiosa.
E attenzione, qui entra il gatto che se in alcune stese è un simbolo negativo, qui sembra che tu riesci a ribaltare la situazione perché poi vedo che c'è qualcosa che ti rivaluta ancora di più. Quindi il gatto acquisisce la posizione non di un falsità, ma proprio perché qui sei tosta, cioè hai le idee chiare, il gatto acquisisce come si dice, la forma che certe bugie verranno smantellate perché qui si va a nozze, nel senso è una bellissima carta di, unione, di supervalutazione. Vedi c'è dentro questa bellissima credenza dei tesori, dei libri, insomma io la cosa la vedo molto bene. Adesso sei in una situazione un po' svantaggiosa per gente che ha detto cose non vere, ma poi fra qualche tempo la tua forza, il tuo amore, i tuoi sentimenti prevarranno sulle bugie e alla fine andrà in centro, cioè alla fine riuscirai a raggiungere l'obiettivo e le cose andranno molto meglio. Adesso lascio subito spazio alla nostra Hilde. Eccomi qui, allora anche io ho già mescolato, vediamo il taglio. Ok, il taglio dice che probabilmente ci sono dei momenti scoppiettanti di incomprensione che interrompono un po' il buon umore. 4 e 5, eccole qua. Allora, eh, oh, eh, scusate, o è, è che a volte ci sono delle carte che, insomma, ehm, bisogna poi riuscire a trasmetterne il significato nel modo migliore perché comunque hanno un aspetto o un apparire, un'apparenza difficile. Dunque, con questa vediamo che effettivamente o è successo qualcosa che ha rotto, ha spezzato un po' il rapporto e la sua stabilità, dunque è avvenuto qualche fatto, qualche avvenimento, insomma, una discussione, un forte litigio che ha portato un grande movimento, perché abbiamo una carta di Mercurio, una carta dove comunque si parla di tutto ciò che è in qualche modo veloce oppure ciò che deve comunque essere disbrigato. Dunque forse la necessità di sistemare delle cose anche a livello magari economico. Eh, mh, con questa carta diciamo che l'influsso che porta non è un influsso proprio positivissimo, sembra quasi che ci sia qualche malessere, probabilmente anche una situazione non positiva, forse anche a livello economico. Non lo so se una delle cause della vostra situazione o di questa crisi sia stata anche causata in parte da qualche situazione economica, però è un momento di crisi, c'è un po' di difficoltà effettivamente, forse la necessità di recuperare questo rapporto, che tra l'altro non è facile visto che ci si mettono in mezzo anche altre persone, dunque la presenza di nemici occulti o dichiarati in qualche modo rende più difficile in qualche modo ehm, il periodo. Io spero che non sia indizio di gravi divergenze domestiche. Comunque, in ogni caso, per fortuna, l'ultima carta, che è una carta di Venere, parla di un miglioramento e dell'armonia che si vive in casa, in famiglia. Pensate alla ricchezza di una tavola imbandita. Dunque, comunque sembra proprio che si vada avanti poi soprattutto con una vita sociale, con qualcosa, o è l'indicazione che mh, cercate di mantenere una parvenza di unione di fronte all'opinione degli altri e che probabilmente magari tra voi la situazione invece sia più grave di quello che lasciate trasparire.
comunque è un periodo, almeno a vedere dall'oracolo Bellin, non facilissimo. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Abbiamo Dacia, Dacia. 6 luglio 71. Vuole sapere se trova la persona giusta per lei. Allora, Andiamo mi nel puoi prossimo ripetere allora? periodo. Sì. Dacia? Dacia, 6 luglio 71. Del 71 Dacia si trova praticamente la La persona. persona Ok, giusta per lei, sì. ok, mi prendo tutta la. Puoi Prendi, là? prendi. Sì, sì, yeah. Voilà, ok, bene. Voilà. Cara Dacia, vediamo se arriva la persona. Ok, il prezzo giusto, eh? Vediamo un po'. Il Sibille cosa dicono? Omaggi preziosi e allegria. Al taglio, diciamo che il taglio è molto buono, eh? Il taglio sta a indicare che fra un po' ci sarà un premio, un premio, ci sarà tranquillità. Il taglio sta a indicare proprio che la situazione sembra migliorare, migliorare, e bisogna essere positivi. E ti vedo anche felice, per il futuro, almeno il taglio dice queste cose qua. Presente, vediamo un po'. Oh là là, anche qui vediamo un po'. Allora Dacia, qui la situazione è che molto probabilmente o adesso stai già scambiando dei messaggi con qualcuno, però vediamo qua che, centriamo l'obiettivo, non manchiamo al bersaglio, ma vediamo che questo scambio che molto probabilmente stai già intavolando con qualcuno, sta già portando verso la direzione giusta. E poi vediamo delle carte, che continuano a indicare, vedi, fedeltà e indicare delle grandi possibilità. Anzi, ci sarà veramente del sentimento, buono e profondo. Diciamo che sarà anche, non dico un sentimento selvaggio, però diciamo che la farfalla vuole gustarsi appieno, la sua vita che è brevissima, no, però diciamo che sarà anche preso magari un po' con leggerezza, con insomma, con tantissimo sentimento fisico, no, e però vedo che poi, arriva, un grande punto di domanda in cui con questa persona che molto probabilmente fra un po' o già stai, comunicando, bisognerà mettere a posto, qualcosina, perché questa non è una carta estremamente negativa, ma è una carta che sta a indicare un leggero cambiamento. Quindi qui a questo punto qui dovrai, dopo che chiaramente sarete stati felici, perché si vedono, queste 3 carte, 1, 2, 3 bellissime, e poi lì c'è qualcosina da mettere i puntini sulla i. Ecco, io quindi dico di sì. Di sì, però, mi riterrei sul finale che devi a un certo punto essere meno leggera e più picchiare i pugni sul tavolo e far capire anche che, certe cose magari bene, io dico di sì. Lasciamo subito la parola alla nostra Hilde. Allora rispondiamo a Dacia con l'oracolo Bellin, ho già mescolato le carte. Allora, beh, qui sembra proprio che l'accenno sia alla vita e all'armonia domestica, alla famiglia, al luogo dove viviamo. Dunque, eh, direi che se cerchi qualcuno con cui dividere la bellezza o il piacere e l'amore di stare a casa, è possibile che qualcosa possa nascere. Però, guarda, ti ricordo che non sono risposte definitive, noi interroghiamo un certo pezzo, nel senso che quello che è possibile che avvenga nel prossimo periodo, dunque non è che se non compare nulla qui non c'è niente per te, assolutamente. C'è l'inizio di un progetto, qualcosa che richiede partecipazione, coinvolgimento, anche un certo grado come dire, ehm, adattamento o comunque questioni che devono essere in qualche modo mh, decise insieme anche ad altri. Dunque c'è un qualcosa che forse ci vuole già dire
potrebbe prendere una qualche piega, oppure puoi incontrare qualcuno con cui è possibile iniziare a fare qualche progetto. Vedi che c'è comunque una carta sempre molto positiva che parla sempre del calore della famiglia, ma anche dell'abbondanza, degli inviti, della vita sociale. Dunque è chiaro un suggerimento a aprirti al mondo, cominciare a uscire, girare, conoscere gente nuova. Credo proprio che sia un'indicazione questa. Forse la persona che incontrerai sarà nell'ambito di nuove conoscenze, nuove amicizie. Però devo dire che non è il momento, non è il momento ancora per trovare la persona giusta. Sembra che in ogni caso i tentativi che puoi intraprendere in questo periodo possano non essere accompagnati dal favore delle stelle. Sembra quasi che ci siano delle forze avverse per ora, oppure la possibilità che tu possa sbagliare il tuo giudizio in qualche situazione, nel senso che non devi ehm, lasciarti come dire, travolgere da non lo so, da un qualcosa di, cioè non saltare alle conclusioni, perché questo potrebbe portarti a compiere qualche errore e dunque a rovinare qualcosa che magari poteva anche invece crescere e svilupparsi bene. Addirittura abbiamo anche poi un qualcosa dove, come dire, che purtroppo una decisione avventata o un gesto impulsivo potrebbe interrompere i progetti che stavi avviando. Dunque non è ancora il periodo buono per costruire, almeno non sembrerebbe così. Allora, Hilde, vediamo un po'. Vuoi fare ancora, Hilde? Ce la fai? Che so Guarda, che l'ultima perché arrivo da una giornata piuttosto impegnativa. Oggi abbiamo impegnativa, lavorato sì. sodo, Hilde. Oggi c'era una condizione astrologica molto bella, a parte che i giorni di domenica, per quanto riguardano le operazioni ermetiche, chiamiamole così, che sono operazioni di magia, di alta magia cerimoniale, è una giornata favorevole per gli sviluppi, per i progetti, dunque essendo domenica in luna crescente, però non basta guardare questo, perché non sempre la domenica in luna crescente è buona sempre. Oggi la luna faceva anche degli aspetti interessanti con Giove, dunque abbiamo colto l'occasione per pianificare un po' di interventi. Mm. Allora, andiamo con la prossima? Sì, Interventona mia? sì, sì, Bene. sì, va bene. Allora, abbiamo la domanda di Giovanna. Single, troverò mai l'amore della mia... Rido per come l'ha scritto, è troppo simpatico. Allora, troverò mai l'amore della mia vita o devo metterci una pietra? 28 marzo 76. Andiamo? Faccio? Parto? Andiamo, sì, sì, sì. Voilà, fatto. Vediamo un po' per la nostra Giovanna, se troverà mai l'amore della sua vita. Facciamo una bella sibille per la Gio. Voilà. Sibille, ditemi per Giovanna se troverà l'amore della sua vita. Matrimonio vantaggioso e anche qui abbiamo qualcosina di particolare. Qui sembra quasi quasi che il potenziale è enorme, però ci sono troppe persone che dicono non dicono. Ci sono più di una persona che dice e non dice. Quindi sembra quasi che si fa un passo avanti e due indietro. Però il potenziale qui è enorme, perché vedo che chiunque ti vede, Giovanna, vede un potenziale ricco, una persona con un grandissimo valore aggiunto. Ma vediamo un po' le nostre 5 stese se troverà. Allora, cara Giovanna, queste sono carte bomba, eh. Queste sono carte al fumicotone, come si dice, perché qui vediamo che c'è qualcosina di nascosto e qui
ci sei tu che ha questo grandissimo potenziale che vediamo ancora di una donna che può scegliere o stare nel suo nido oppure spiccare il volo verso nuovi orizzonti. Però c'è stato qualcuno di nascosto che non dico che ha lavorato contro, ma magari ti ha detto cose, voleva tenere magari qualcosa di nascosto, però tu non sei la tipa, non sei la signora che si fa abbindolare e quindi hai un grandissimo potenziale davanti a te, una irruenza, mettiamola giù così, chiaramente positiva. E qui vediamo la morte che però, attenzione Giovanna, qui vediamo che, questo cambiamento importante è fra una giovane persona che ha il potenziale, la freschezza, la forza d'animo e l'Imeneo che è una carta importantissima. E proprio la tua domanda era se mai incontrerò qualcuno di valido. E quindi questo cambiamento sarà un cambiamento, che tu prenderai perché hai le qualità per poterlo fare e che ti porterà a successo. Vedi, l'Imeneo sta proprio a indicare che praticamente avverrà che incontrerai qualcuno che varrà la pena, considerare e anche molto molto seriamente. E poi non so se è un viaggio che ti dovrai spostare, diciamo così, o un cambiamento, che già qui c'è il cambiamento, eh. Quindi molto probabilmente la domanda è: sì, incontrerai veramente qualcuno di valido, e qui Dimeneo lo conferma, ma proprio perché sembra quasi che la tua qualità di, musa ispiratrice, di persona che praticamente vuol spiccare il volo, che non vuole restare dentro una gabbia, faccia in modo che tu cambi e alla fine trovi veramente qualcuno di valido. E attenzione a chi ti ha voluto in un certo senso ingabbiare con delle cose nascoste, no non co al coperto, vedi, perché il ladro è sempre qualcuno che agisce di nascosto e quindi, il valore tuo era troppo alto e quindi ci sarà questo cambiamento e incontrerai qualcuno di valido e o ti porterà via, in un certo senso ti porterà via da quel posto dove abiti, o molto probabilmente, ehm, ci sarà ancora un cambiamento, nel senso che sarà valido e diciamo che è un work progress, però sì, la domanda è sì, incontrerai veramente qualcuno di valido che, praticamente non dico che c'è il non mettere la mano del vicino sul fuoco sul matrimonio, però ci andiamo molto vicino, eh. Okay, adesso passo alla nostra Hilde subito, scusate, voilà. Eccomi qui, allora vediamo per Giovanna. Allora, beh, sembra proprio che sia in arrivo una passione intensa, forte. Allora, vedo in questa stesa cominciamo subito con una carta di cambiamento, dunque che è il senso anche un po' della stesa del Marietto. Lui aveva ben due carte di cambiamento nella sua stesura, una sarà un cambiamento che in qualche modo ti travolgerà, un altro lo sceglierai tu, potrebbe addirittura essere un trasferimento, ma qui vediamo che c'è un cambiamento comunque, qualche situazione che evolve rapidamente e che finalmente porterà un po' di passione. Guarda qua. Dunque stiamo di fronte a tempi direi che stanno nell'arco di una lunazione. Vedi che compare la luna in questa carta, dunque secondo me potresti veramente incontrare una passione nell'arco di un mesetto circa, dunque dovrebbe essere già un qualcosa all'orizzonte questo incontro. Sarà un incontro molto passionale e molto piacevole. Abbiamo anche una bella carta sempre di Venere. Effettivamente anche questa carta di Giove ci dà indicazioni interessanti, nel senso che parla di un qualcosa dove verrai finalmente apprezzata, anche comunque riuscirai ad avere una
come dire, a dare una bella opinione, una bella impressione di te. Dunque c'è un qualcosa di molto positivo, solo che la situazione va poi ad arenarsi. Potrebbe essere causato da qualcosa che non è in grado ehm, di evolvere nell'immediato. Dunque, magari è una situazione che sembra crescere moltissimo, ma che a un certo punto si ferma, si ferma a un punto stazionario. Sembra che poi ehm, crescerà molto, ci sarà molta, come dire, molta anche passione, ma a un certo punto non si fermerà in qualche modo. Diciamo che non sto girando altre carte, dunque vedo solo che per un periodo potrebbero esserci degli ostacoli che impediscono poi alla relazione di procedere con i ritmi bellissimi e incalzanti che prende all'inizio. Potrebbe essere causato anche dalla presenza o alcune circostanze che sono al di là della vostra relazione. Allora, Penso che sei stata come al solito bravissima quando ti ospito nel nostro, quando ti ospito nel nostro nel gruppo. nostro gruppo, Sei ok. sempre veramente eccezionale, eh? Sei una delle migliori, te lo continuo a dire, te lo dirò sempre, Grazie. sibilologhe italiane, secondo il mio modesto parere, del Marietto, e se lo dice il Marietto. Quindi siamo sempre veramente soddisfatti e contenti delle tue stesse, però domani sera a che ora, scusa? Alle 21:30 sul mio canale YouTube che trovate cercando Ilde Garda appunto su YouTube. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi così da ricevere notifiche o da poter attingere appunto tutti i video che ho messo a disposizione per tutti gli amanti delle materie esoteriche. E la stessa cosa il canale YouTube del Marietto Veneziano, perché anche lui ha un mare di video imbattibile. È molto molto prolifico, veramente produce tanto, bravo. E dunque attingete perché ha spiegato molte cose anche di radionica, ha veramente creato anche un percorso in tappe, in piccole lezioni per apprendere appunto i basilari, le fondamenta, insomma così, della radiestesia e della radionica. E poi se Bene, ci vogliono contattare per un consulto su Telegram. sì, esatto. Qualche tempo fa rispondevamo anche da WhatsApp, abbiamo deciso di migrare su Telegram, che ci sembra una piattaforma decisamente più affidabile e ha molte funzioni in più anche nei confronti della sicurezza e della privacy, visto che parlate di cose, come dire, intime, personali, dunque è meglio, sicuramente è una, come dire, un mezzo per tenersi in contatto più sicuro. E dunque, ovviamente in privato, solo per consulti a pagamento. Dunque, se siete interessati ad avere una lettura privata, contattateci pure. Bene, Bene, Ilde, penso che Marietto, abbiamo detto io... tutto. Io domani alle 16 molto probabilmente sarò live sul nostro gruppo. Ah, e iscrivetevi eh, anche al gruppo, perché magari questo video lo vedono anche assolutamente sì. persone in altri gruppi di qua e di là, ma iscrivetevi anche nel nostro. Esatto, il gruppo Radiestesia Radionica, Tarologia ed Ermetismo. Vi aspettiamo a braccia aperte e grazie ancora sempre Ok, per la vostra salutiamo. partecipazione.